Caro sindaco, ti scrivo è l'iniziativa dei sindacati del Tigullio per rilanciare i temi legati allo sviluppo del territorio. Spedite le lettere in cui si chiede un confronto aperto e l'avvio del dibattito. La comunità di Trigoso ha rinnovato l'affidamento a Nostra Signora del Rosario. Il vescovo ha invitato i fedeli a chiedere a Maria una vita cristiana più autentica e ad avere fiducia. A 100 anni dalla nascita, Genova ricorda Don Gaspare Canepa, ideatore e fondatore del movimento Ragazzi di Monteleco. Venerdì a Palazzo Ducale testimonianze sul suo messaggio educativo. Per donare il sangue occorre essere in forma e stare bene. L'Avis è tra i promotori della terza edizione di Chiavari Cammina Pedala Gioca, in cantiere la terza edizione in programma a maggio 2020. Si è svolto al Maria Luigia di Chiavari il secondo Memorial Pippo Sanguinetti. Gli uomini del Ruinà hanno ricordato lo storico presidente del gruppo con un triangolare di calcio giovanile. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Una lettera personalizzata per ciascun sindaco del Tigullio per rilanciare il dibattito e avanzare proposte per lo sviluppo dell'intero territorio. È quella che i sindacati CGIL, CISL e UIL hanno inviato al momento ad una dozzina di amministratori locali. L'obiettivo è quello di fare da stimolo per una crescita complessiva che deve passare per alcuni temi chiave. Vediamo quali nel servizio di Andrea Capitani. Infrastrutture e recupero del territorio, lavoro e occupazione, appalti pubblici, politiche sociali. Sono questi i macro temi sui quali i sindacati del Tigullio tornano a stimolare le amministrazioni locali. Oggi servono degli input alla nostra regione per essere valorizzata e soprattutto per ripartire. È chiaro che a noi quello che preoccupa sono gli aspetti occupazionali e bisognerà cominciare a ragionare da questi e a ragionare anche sulla sicurezza del territorio, sulle infrastrutture, sulle politiche sociali. Obiettivo di fondo dell'iniziativa è quello di creare unità tra i diversi soggetti del territorio per dare a questo maggior peso politico nei tavoli di confronto istituzionale. Le lettere, al momento una dozzina, quelle recapitate ad altrettanti comuni del Tigullio, indicano sia i temi di sviluppo generali che accomunano tutto il territorio, sia quelli specifici per ciascun ambito. Di qui dunque l'attenzione focalizzata sul tunnel per la Val Fontana Buona, sui progetti per la colmata mare a Chiavari, sulla destagionalizzazione del turismo per le amministrazioni del Tigullio occidentale. Una voce particolare, soprattutto per l'entroterra, è stata riservata al recupero del territorio. Nei comuni qua dell'entroterra e anche nel Rivieraschi ci sono ettari e ettari di territorio abbandonato. Si tratta di vedere se con la volontà politica e ovviamente mettendo anche risorse si possa promuovere del lavoro per recuperare tutto questo territorio abbandonato. Evitare le gare impostate sul principio del massimo ribasso e rispettare il costo del lavoro per evitare irregolarità sono invece le richieste dei sindacati per il capitolo degli appalti pubblici. E come ultima voce della lettera, ma per questo non meno importante, quella legata alle politiche sociali, a sostegno di giovani, famiglie e anziani. Migliorare e armonizzare alcuni strumenti, ad esempio relativi all'ISEE, che possa agevolare l'accesso delle famiglie o comunque dei soggetti che hanno bisogno a una rete di servizi e anche il potenziamento di alcuni servizi. Pensiamo agli asili nido, che in un territorio dove non c'è una grande natalità come il nostro, però questa esigenza ci è stata rappresentata più volte e riteniamo che vada accolta e attenzionata particolarmente. Tra i temi rilanciati dai sindacati questa mattina c'è anche quello del turismo ed è un impegno che cresce anno dopo anno, quello della Liguria al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo in Italia e nel mondo. La Regione e l'Agenzia di Promozione Turistica in Liguria saranno presenti con uno stand da 240 metri quadrati, un anno fa erano solo 140, e 30 operatori, un anno fa erano 19. Questo con altrettante postazioni e un calendario di appuntamenti molto fitto di incontri. TTG è l'unica fiera in Italia che permette alle imprese di incontrare le aziende più qualificate nella commercializzazione del prodotto turistico nazionale ed internazionale. Nell'ultima edizione è stata registrata la presenza di oltre 73.000 operatori professionali e 2.850 espositori. Siamo all'informazione religiosa della nostra diocesi. Tra le comunità parrocchiali che venerano con particolare devozione Nostra Signora del Rosario c'è anche quella di Santa Sabina di Trigoso a Sestri Levante. Nel giorno della festa la messa è stata presieduta dal Vescovo, presenti alle celebrazioni anche alcuni fedeli provenienti dall'Alta Versilia. Vediamo. Vivere e
recitare la preghiera del Rosario. Al cuore dei festeggiamenti nella comunità di Santa Sabina di Trigoso sta proprio questa pratica ancora diffusa. Nel borgo, arroccato alle pendici della strada per il Passo del Bracco, ogni anno si rinnovano con solennità le celebrazioni per Nostra Signora del Rosario. La preghiera è uno strumento per affrontare anche le difficoltà del momento attuale con fiducia e speranza. In questi tempi della Chiesa, che anche il Papa appunto sente la fatica e la Chiesa forse ha bisogno di sostegno, di preghiera, il Rosario, la Madonna del Rosario è sempre stata, come dire, la preghiera che ha salvato, potremmo dire, la Chiesa. Nella messa del mattino il vescovo Alberto Tanasini ha spiegato l'origine di questa preghiera legata ad uno dei momenti di difficoltà vissuti dalla Chiesa nell'Alto Medioevo. Quale preghiera poteva aiutare l'impegno di conversione se non quella del Rosario, che attraverso Maria fa contemplare i misteri di Cristo e la sua redenzione? Da qui una consegna particolare del vescovo per la comunità di Trigoso. Chiediamo a Maria, attraverso il Rosario, di desiderare profondamente una vita cristiana più autentica. Secondo, abbiamo fiducia. La preghiera del Rosario è preghiera di fiducia. Il vescovo ha quindi riaffidato la comunità parrocchiale a Maria con la preghiera di supplica. Le celebrazioni sono state caratterizzate dalla partecipazione di alcuni fedeli dell'unità pastorale dell'Alta Versilia, in particolare della frazione di Farnocchia nel comune di Stazzema, che ha contraccambiato così la visita ricevuta dai trigosani nel mese di luglio. È un contraccambiare, al di là della retorica, gioioso, perché è bello scoprire realtà nuove, è bello rincontrare i tappeti della pace. È bello vedere un'altra comunità che alla pari della nostra si riunisce e fa festa. Sì. Gemellaggio tra le comunità di Trigoso e Farnocchia e all'iniziativa del Tappeto della Pace sarà dedicato un servizio nei telegiornali dei prossimi giorni. Ora andiamo a Genova. Don Gaspare Canepa è un sacerdote genovese di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Il sacerdote è ricordato da generazioni e generazioni di genovesi che sono passati attraverso l'esperienza di Monteleco e del movimento Ragazzi. Il messaggio educativo di Don Canepa è sempre attuale. Sentiamo perché. La colonia di Monteleco e del movimento Ragazzi devono la propria nascita alle intuizioni pedagogiche e spirituali del suo primo e storico assistente, Don Gaspare Canepa, nato a Genova Voltri nel 1919 e fondatore di questa realtà nel 1950. Don Gaspare Canepa, che tutti conoscono come Don Ga, è un sacerdote che ci ha lasciato in eredità una grande passione educativa, una passione per l'uomo, è una passione per ogni persona che è dentro ogni ragazzo, cioè lui ci insegnava a guardare dentro ogni ragazzo come l'uomo che sarebbe stato poi nella vita e a guardare agli uomini come il ragazzo che portavano dentro di loro. I ragazzi che in quegli anni entrarono in contatto con la realtà nata in Val di Lemme vicino al Passo della Bocchetta riconoscono in Don Gaspare una figura di padre. Avevo 14 anni. Ero rimasto orfano da pochi mesi e così mia madre si è trovata nella necessità così di provvedere. Abitavamo a Pegli e io dovevo sparire l'estate perché dovevo affittare la mia camera ai bagnanti di Pegli. Il primo incontro è stato proprio questo, di questo prete che mi ha accolto in questa località magica che era Monteleco e lì ho trovato veramente la figura paterna che in quel momento mi mancava moltissimo. In quel luogo intere generazioni di giovani fecero esperienza di gioia, di fede e anche di vita vissuta attraverso la Repubblica dei Ragazzi. In fondo dei ragazzi attraverso il gioco, attraverso l'animazione, attraverso il fatto di renderli protagonisti loro. Infatti la Libera Repubblica dei Ragazzi era gestita proprio dai ragazzi. Era così strutturata, c'era il governatore
c'erano i ministri, il banchiere, noi battevamo moneta nostra, i lecchini cosiddetti. La giornata si concludeva quasi sempre intorno a un falò, robe del genere, dove emergeva di nuovo una caratteristica di questo uomo che da educatore era anche un grande animatore. Al cuore di tutto il movimento la trasmissione della fede solida e duratura. Una fede incarnata, una fede che trasformava completamente la vita, che entrava dentro il carattere, dentro la personalità, perché Don Gaspar aveva anche un approfondimento di tipo psicologico e pedagogico veramente avanti per quegli anni. Ecco. Venerdì pomeriggio 11 ottobre dalle 16:30 a Palazzo Ducale a Genova saranno portate diverse testimonianze su Don Gaspare Canepa nel corso di un incontro dal titolo "Quali ragazzi lasceremo al nostro futuro? Le sfide educative di oggi". Torniamo nel Levante. L'Avis e l'organizzazione della terza edizione di Chiavari Cammina Pedala Gioca sono al centro della nuova puntata del Si può dare di più, in onda questa sera a partire dalle 21:10 sul canale 15 di Telepace, con alcune novità per il 2020. Ne vediamo un'anticipazione. È già in cantiere la terza edizione di Chiavari Cammina Pedala Gioca, la manifestazione che da un paio di anni promuove la mobilità leggera in città con iniziative che vanno dalla ciclopedalata al fit walking a corsi di educazione stradale, primo soccorso e così via. Attorno al tavolo gli organizzatori e i responsabili delle principali associazioni organizzatrici. L'iniziativa potrebbe essere inserita a calendario a fine maggio 2020. Abbiamo deciso di rifarlo, di riprovarci. L'anno scorso è andata assolutamente meglio, nel senso che siamo passati dalle 150 iscrizioni del primo anno alle 600, ci è parso doveroso farne una terza, ecco. Tra i promotori c'è l'Avis, che entra a pieno titolo nella riflessione sulla mobilità. Donare il sangue fa bene, infatti, ma per farlo occorre stare bene. Da anni il gruppo chiavarese è in campo per coinvolgere più persone nella donazione del sangue. In realtà l'impegno non è così oneroso, perché è un quarto d'ora della nostra vita ogni 3 mesi, se sia un uomo, ogni 6 mesi, se sia una donna. Però io vorrei proprio sottolineare la ricchezza di questo gesto, perché noi non possiamo sapere quando viene utilizzata, ma la nostra sacca di sangue viene sempre utilizzata. Io non so esattamente da che patologia verrà curato un paziente con la mia sacca di sangue, però a me sembra meraviglioso poter contribuire con un gesto così piccolo, si salvano vite umane. Anche gli sportivi possono donare, dice l'Avis, se non il sangue, certamente il plasma. Il gruppo, dopo l'accordo con la Chiavari Scherma, manda un appello alla Virtus Entella per coinvolgere i suoi giovani. Noi vorremmo proprio coinvolgere tutti, dai giovani, da quelli che praticano anche sport in modo non agonistico, però potrebbe essere un modo di incontrarli tramite le loro associazioni sportive, agli sportivi veri invece. Un accordo di collaborazione è stato firmato a Rapallo tra l'Unione Albergatori del Levante e la Federazione Mediatori Immobiliari di Genova. Al centro del documento il contrasto all'abusivismo delle case vacanza, ma anche la messa in campo di azioni per regolamentare un settore in forte sviluppo. Le due realtà chiedono il coinvolgimento delle amministrazioni comunali per far partire un dialogo e trovare soluzioni concrete ai diversi problemi sul tavolo, come già hanno fatto altre regioni e città italiane. Nella foto un momento di questo incontro. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con le ultime novità e lo sport. Lutto e più luce, questo è il titolo emblematico scelto da Avvenire per aprire la prima pagina e parla del naufragio al largo di Lampedusa. Annegano 13 ragazzi e 16 dispersi, nuova sciagura in mare, 22 persone salvate. E poi ci sono altre rivelazioni sul caso del trafficante libico. L'ONU: non portammo noi Bija in Italia, delegazione invitata dal Viminale, dal Ministero degli Interni. Il commento di Marina Corradi: quelle braccia e quelle urla che non sapremo mai. La fotonotizia invece riguarda il Kurdistan, colpo turco sui curdi con l'ok di Trump, Erdogan pronto a entrare nel nord della Siria. E poi famiglia, lo sprint decisivo, oggi il taglio degli onorevoli, convergenza sull'assegno unico, ma Gualtieri frena sul bonus di 80 euro. Eurostat dice che la lotta alla povertà a livello europeo adesso segna il passo. E poi sempre dalla prima pagina di Avvenire, il clima che cambia, il riscaldamento ci porta a nuovi insetti. Portogallo, il voto conferma l'alleanza di sinistra
E all'interno di Avvenire si parla del Sinodo sull'Amazzonia, tradizione e cammini nuovi. Ummes, relatore generale del Sinodo, al centro c'è la missione della Chiesa oggi in Amazzonia. Baldisseri, la prima bozza del documento finale sarà presentata il 21 ottobre, la votazione sabato 26. Siamo sul secolo XIX che titola sul taglio dei parlamentari al voto finale. Nei 5 Stelle cresce la fronda contro Di Maio. Oggi al traguardo la riforma simbolo del Movimento 5 Stelle. Critici alcuni grillini, non è esclusa la scissione. Conte dice in politica non sopporto i prepotenti e la segretaria nazionale della CISL Furlan dice non mi candido per guidare la Liguria, quindi smentisce le voci trapelate negli ultimi giorni. Trappole della legge elettorale, il commento di Federico Geremicca e invece la sentenza, false fatturazioni e condanna in primo grado per i genitori di Renzi. La tragedia di Lampedusa, davanti ai soccorritori 13 vittime e 15 dispersi, strage di mamme e bimbi nel barcone rovesciato. Siria, gli Stati Uniti si ritirano, attacco turco ai curdi. Ma la fotonotizia, come vedete, ritrae il presidente della Sampdoria Ferrero. Vialli rinuncia, Di Francesco va via, Samp Ferrero ora è solo contro tutti. E poi Nobel per la medicina, 3 scienziati scoprono il respiro delle cellule. Da Recco l'autovelox fa strage, una multa ogni 17 minuti. E poi c'è la vicenda delle Gallerie di Sant'Anna, senso unico alternato fino a maggio, via il cantiere proseguirà fino a maggio, i sindaci di Sestri e Lavagna sul posto con i tecnici di ANAS e la polizia locale, chiesto lo stop a Pasqua e il transito a bici e pedoni negli orari di minor traffico. Per tutta la settimana i flussi saranno anche monitorati dall'azienda dei trasporti pubblici e ci sono i ciclisti sul piede di guerra, o meglio sul pedale di guerra, in tanti al lavoro con la bici. Marco Verana, presidente di Vivi in Bici, basterebbe restringere un po' il cantiere. Roberto Specchia, aberrante, quello è l'unico collegamento. E andiamo a Rapallo, lungomare un anno dopo con i segni della mareggiata. Le grate di ferro sono una protezione necessaria in attesa di rivedere le ringhiere. Dai bagni Lido non manca ancora il pontile e il castello è ancora off limits dopo l'incidente. Ma vediamo le foto che mostrano un netto cambiamento tra l'ottobre 2018 e l'ottobre 2019, appunto i segni della mareggiata sono praticamente scomparsi. Andiamo in redazione, per gli ultimi aggiornamenti c'è Andrea Capitani. A te Andrea. Grazie Maurizio, buongiorno a tutti. Si avvicina l'appuntamento con la giornata mondiale della vista. In occasione di questo appuntamento l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, la sezione di Chiavari, organizza 2 giornate gratuite di prevenzione e cura, aperte a tutta la cittadinanza. Si svolgeranno giovedì e venerdì prossimi. Sarà possibile sottoporsi ad uno screening visivo direttamente nei locali della sezione che si trova al civico 22 di via San Buceti a Chiavari. Occorre però prenotare, si può fare chiamando lo 0185 30 76 50. L'iniziativa si svolge giovedì pomeriggio dalle 14 alle 17 e venerdì mattina dalle 10 alle 13. Occorre dunque prenotare per sottoporsi a questo screening. È tutta per la linea. Grazie Andrea. È andato in scena al Maria Luigia di Chiavari il secondo memorial Pippo Sanguineti. Allievo e amico del villaggio del ragazzo, è stato per anni presidente del gruppo Ommi de Ruinà. In sua memoria si è svolto un torneo di calcio giovanile. Siamo andati a vedere. Famiglia, lavoro, stare insieme erano le passioni di Pippo Sanguineti, storico presidente degli Ommi de Ruinà, scomparso agli inizi del 2018. Gli stessi valori visti al secondo memorial a lui dedicato, promosso dal gruppo al Maria Luigia di Chiavari. Coinvolti in un triangolare di calcio i giovanissimi di 3 squadre del territorio. Il villaggio, che ha vinto il torneo, secondo posto per il San Pier di Canne, terzo il Rupinaro Sport. Una classifica però che non conta, perché come sempre a vincere sono stati lo sport, la partecipazione amichevole, l'amicizia, il ricordo di Pippo Sanguineti. Sarebbe sicuramente contento vedendo tutti questi ragazzini. Sì, non è mai stato un gran sportivo, però ha sempre amato lo sport, credo, e quindi è un'iniziativa che lo ricorda proprio bene. Oggi è bello ricordarlo, no? Assolutamente sì, bello. E grazie al gruppo Pino Solari perché papà ci era affezionato tantissimo e è bello così. I nipoti seguono lo sport? Sì, sono tutti impegnati in varie attività, in varie discipline,
più sportivi del nonno, ma col cuore del nonno. Ve ne parlava a voi del gruppo Pino Solari? Non ce n'era bisogno perché era il gruppo Pino Solari, quindi era parte integrante della persona. Per voi ricordare tanti anni di vita insieme, di cose fatte insieme? Sempre, è una cosa molto bella ricordare un grande amico che ci ha lasciato e pensiamo che in questo modo di ricordarlo con affetto, come sempre. E lo sport aiuta in queste cose? Lo sport aiuta particolarmente i ragazzi che è una scuola di vita e quindi credo che sia bello condividere con loro una giornata insieme. Si è svolta a Sestri Levante la 39esima edizione dei campionati italiani di Safari Photosub. Decine di atleti hanno partecipato, provenienti da tutta Italia. Le 3 giornate di gara si sono svolte regolarmente nonostante le pessime condizioni del mare. Il campionato per società è stato vinto dalla squadra del Centro Subacqueo Alto Tirreno. Simone Marassini del club Subacqueo Sestri Levante ha vinto invece il titolo di campione italiano nella categoria apnea compatte, bissando il successo ottenuto nell'edizione del 2016 svoltasi a Bonassola. Era l'ultima notizia del nostro telegiornale, ci ritroviamo questa sera alle 19:15 con Tiguglio Oggi. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.